Allora oggi abbiamo due nuovi accademici dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino, il professor Vittorio Sgarbi e il maestro Carlo Bagliana. Le vostre emozioni? Guardi, francamente non me l'aspettavo, perché sono 60 anni di vita di ricerca scultorea e ho sempre trattato le opere, non tante, 350 in bronzo, dedicate alla vite e al vino. E per me è stata una novità quella dell'Accademia Internazionale della Vite e del Vino, patrocinata dall'UNESCO, avere questo riconoscimento, e sono contento e felice perché accanto a me c'è un grande maestro, un grande filosofo che è Vittorio Sgarbi, che io conosco da 30 anni, e da 30 anni lui mi segue e mi presenta quasi tutti i monumenti dedicati non soltanto ai papi, ma anche alla vite e al vino. Ecco, professor Sgarbi, fra i tanti prodotti della terra la storia dell'arte ha rincorso soprattutto il vino e la vite. Perché? Ma la storia dell'arte ha fatto molto e ovviamente si è occupata anche di imprese che hanno affinità con l'arte, come quelle in cui l'uomo trasforma una natura in un'altra. Tu hai un frutto, hai l'uva, e l'uomo pensa di trasformarlo in qualcosa che non è nato in sé, ma è derivato dalla spremitura dell'uva, che è il vino. Quindi è un'operazione intellettuale molto sofisticata. E misurarsi con questo, che è un bene che appartiene alla vita e che dal mondo egizio in avanti è testimoniato nella pittura, è come rappresentare la verità della vita, la verità della realtà, e quello che la pittura affronta nei diversi. Ho fatto vedere un excursus in cui si arriva fino al nostro tempo, fino ai futuristi, ai cubisti, ma gli impressionisti a loro volta, e quindi fa parte della nostra esistenza il vino, pur non essendo nato con l'uomo. L'uomo ha ritenuto di creare qualcosa che è la prova che Dio esiste. In fondo, che Dio esista lo prova che alcune cose della natura sono elaborate dagli uomini, non nascono con la natura, e poi il vino lo è doppiamente perché nella simbologia eucaristica è il sangue di Cristo, quindi basterebbe questo a farlo persistere sul piano di sacralità, oltre che la rappresentazione del vino come ebbrezza, come libertà, come piacere, come libertà dei sensi, come donne che si fanno ubriacare per sedurle, tutto un mondo che è legato ai sensi. C'è anche un mondo legato alla dimensione ultraterrena, cioè che Cristo non muore, ma rimane tra il pane e il vino le cose essenziali per l'uomo nella nostra vita, e la pittura ovviamente rappresenta questa simbologia, per cui è un tema che ha una centralità assoluta. Io poi l'ho sintetizzato in un percorso, ma quasi in ogni dipinto che rappresenti soggetti religiosi, il tema del vino è il tema di Cristo, quindi già questo ci fa capire quanto sia essenziale e come leghi un prodotto dell'uomo alla dimensione divina. E il rapporto? Divino. Divino. E il rapporto del professor Vittorio Sgarbi con il vino qual è? Ecco, io sono deludente perché non sono astemio, però bevo solo l'Ambrusco. E nella patria del Prosecco superiore è un po' difficile questo. Perché il Prosecco è legato evidentemente alla sensibilità, al gusto dei veneti. Io sono nato in Emilia Romagna e quindi mi identifico col vino della mia terra, perché quello lo bevo. Naturalmente assaggio tutti i vini, ne sento le differenze delle terre, perché è piacevole, però quello che mi dà un piacere erotico è solo il Lambrusco, quindi solo deludente. E una parola sulle colline UNESCO, le ha viste? Le colline UNESCO, le ho viste prima che fosse l'UNESCO viene dopo. Io sono più per un entro che per UNESCO. Presidente Calò, cosa porterà a casa di questa giornata, di questa inaugurazione del 71esimo anno accademico della sua accademia? Significa che qualcosa è stato fatto che possa essere portato a casa. Noi diciamo, più che portarlo a casa, lo portiamo nei nostri ricordi, nei nostri cuori. Abbiamo avuto, come avete sentito, nelle varie inaugurazioni personaggi di grande livello come l'abbiamo avuto oggi. Non dimenticheremo mai il filosofo importantissimo Roger Scruton, non dimenticheremo mai Ignarro, premio Nobel per la medicina, ed altri. Quindi questi si aggiungono. Oggi, per esempio, l'onorevole professor Vittorio Sgarbi entra anche lui
nella serie di tutti i nostri ricordi e quindi nel dare lustro ad un'accademia la cui fondazione, scusate, come ho detto prima, non mi stancherò mai di dirlo, è con un decreto del Presidente della Repubblica, e quindi è veramente importante. Il Presidente della Repubblica che ha posto la firma al decreto dicendo che tutti hanno l'obbligo di seguire questo decreto e di onorarlo era Luigi Einaudi. L'Accademia Italiana della Vita e del Vino è un ente morale della Presidenza della Repubblica che per tradizione ospita figure di grande rilievo della civiltà e della cultura in occasione delle prolusioni degli anni accademici. Ci sono stati premi Nobel, abbiamo avuto filosofi tra i più grandi, oltre ad agronomi ed esperti di viticoltura naturalmente in senso stretto e specifico. Quest'anno abbiamo aggiunto una perla estremamente graziosa, estremamente raffinata, che segna l'importanza del vino nella civiltà dell'uomo attraverso la manifestazione più bella, l'arte. E il professor Sgarbi è stato all'altezza dell'incarico da par suo, né si poteva dubitare di quello che era il suo taglio assolutamente avvincente. Il maestro Baliana ha dato un contributo anche attraverso il libro bellissimo che ha realizzato. Siamo onorati di averli accolti come accademici onorari all'interno della nostra grande famiglia.